Siamo qui a presentare Luca, candidato tecnico di Castelfranco Veneto, Castellano Doc. A fare gli onori di casa l'ex sindaco Stefano Marcon, la sala gremita, un'elezione sentita come non mai, ma, forse in linea con quel che è accaduto nell'ultima tribulata amministrazione, il centrodestra arriva diviso. O forse no. Luca Pozzobon, il tecnico che non ha mai fatto politica, è il volto che mette tutti d'accordo, tranne Forza Italia, che ha lanciato Gianfranco Giovine. È importante che il centrodestra sia completo, con tutte le formazioni, che non ce ne sia una all'esterno. È evidente che se Forza Italia dovesse prendere un'altra strada noi andiamo avanti lo stesso, però credo che si possa dialogare, forse ci sono stati delle mancanze di comunicazione e di dialogo che hanno creato qualche equivoco che conviene tentare di risolvere. Claudio Borgia e Dimitri Coin raccontano che si sono accordati subito sul nome di un uomo molto stimato che per 15 anni si è occupato di amministrazione. Pozzobon è infatti un ex dirigente dei lavori pubblici proprio del comune e poi anche della provincia. Mi è stato chiesto da un gruppo di Castelfranco, di persone moderate, di centro, di impegnarmi, ho risposto di sì più per il senso di responsabilità che provo e di amore per la città e quindi a questo c'è stata un'evoluzione in cui si è aggiunto tutto il gruppo, quasi tutto il gruppo al momento di centrodestra, che hanno fatto una convergenza sul mio nome e adesso ci troviamo qui in questa avventura convinti di fare bene. Il programma che presenterà va dalla manutenzione efficiente delle infrastrutture, le strade, le scuole, il verde pubblico, gli impianti sportivi, alla sicurezza percepita e al sociale. Ci sono i fondi, c'è un progetto per la realizzazione di circa un centinaio di telecamere di videosorveglianza nella città, bisogna riuscire a darci attuazione abbastanza velocemente perché c'è una sensazione un po' di insicurezza, anche se Castelfranco rispetto forse ad altri posti non ha visto degli eventi gravi, ma comunque la sensazione è questa ed è giusto che la gente si senta al sicuro. Attorno al nome di Pozzobon anche l'UDC e le liste civiche che si coaguleranno intorno all'ex DC Lucio Gazzola che dice Pozzobon è la figura ideale anche per l'ascolto che sa mettere in campo. Ma direi di sottolineare soprattutto la sua capacità di persona e di essere umano e di saper relazionare e ascoltare le persone.